Cioè, che loro si sono fermati in mezzo alla strada perché hanno visto una bici di traverso in mezzo alla strada, pensando che si trattasse di un incidente. E invece quando sono scesi dalla macchina ho visto che c'era il ragazzo dentro il fosso che si accaniva sulla povera ragazza e allora sono intervenuti, l'hanno bloccato. E probabilmente forse gli hanno anche salvato la vita perché se lo lasciavano continuare chissà cosa poteva fare, insomma. Ha raccolto lo sfogo dei due operai che hanno salvato la vita a Marta Novello, Leonardo Gazzetta e di Colante, tabaccaio a Marocco. Qui lunedì sera i due si sono fermati, erano ancora scossi per quanto successo e hanno acquistato delle sigarette. Sono stati molto bravi secondo me, hanno avuto anche coraggio perché insomma in una situazione del genere intervenire non è proprio facile, quando vedi una persona che è fuori di sé, che fa un atto del genere, non è che è proprio facile intervenire. Oggi attorno alla famiglia di Marta si è stretta di nuovo l'intera comunità e non solo. Stamattina mi ha chiamato anche il prefetto per portare la sua vicinanza e il suo saluto alla famiglia. Ho chiamato il papà di Marta, Luigi, che anche loro naturalmente rincuorati insomma, da questo risveglio e da Marta che si è fatta sentire insomma, con la sua voce. A Marocco sulle vetrine dei negozi ci sono ancora i cartelli di incoraggiamento, anche se il peggio sembra passato. Un grande sollievo per tutti, una cosa del genere nessuno immaginava. Che stare solo bene e basta, perché è una figlia meravigliosa, basta. E gli auguriamo una guarigione completa. Restano però pesanti interrogativi e delle ombre. Purtroppo però ci sono anche dei giovinastri che girano delle volte in quartiere, quindi, oppure nelle vicinanze della scuola di là. Mi fermo lì. Perché è una cosa che mi sembra inspiegabile, insomma, dal punto di vista di una società normale.